Se questo è il metodo che usano, allora io sono vendicativo e inizio a fare l'elenco, con tanto di prove, di preti pedofili, gay o che hanno la donna che ha abortito, che sono a capo di grandi parrocchie della diocesi di Padova. Una risposta che non lascia nessun dubbio, colma di rabbia, quella pronunciata da Don Marino Ruggero dopo aver letto il comunicato ufficiale della diocesi padovana. Una vicenda che continua a sollevare un ciclone di polemiche. Il sacerdote sarebbe stato accusato di aver tenuto comportamenti non consoni allo stato clericale inerenti agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti. Insomma, Don Ruggero, secondo la diocesi, avrebbe avuto delle relazioni, tanto che nei suoi confronti è stato aperto un processo canonico presso il tribunale ecclesiastico. Ma la sua risposta non si è fatta attendere. Il sacerdote è partito all'attacco senza peli sulla lingua, togliendosi più di qualche sassolino. Don Ruggero ha già dato mandato a un avvocato per difendersi nelle sedi opportune, ma lo scandalo ormai ha fatto il giro non solo del paese, ma di tutta la provincia, e questa sembra essere la punta di un iceberg che rischia davvero di travolgere altre persone.